Buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria dei nostri notiziari. Saremo in compagnia fino alle 19:30, subito dopo il nostro telegiornale di Treviso. Ed oggi lo avete sentito, il governatore Luca Zaia ha annunciato la firma di altre 2 delibere domani, nella giornata di domani. Una riguarderà le case di riposo, l'altra il trasporto privato. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, lo aveva già detto durante un'altra conferenza stampa, si dovrà attendere qualche giorno perché si stanno valutando determinate situazioni. Ma oggi ospiti protagonisti della conferenza stampa del presidente Luca Zaia, i 3 eroi, così li possiamo chiamare, che hanno sostituito i medici malati a AVO e che hanno ricevuto anche le onorificenze dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i dottori Maria Teresa Gallea, Luca Sostini, Paolo Simeonato. I loro racconti oggi durante la conferenza stampa, durante queste settimane di emergenza nelle zone rosse, le paure, lo spirito che li ha guidati fino ad oggi. Dunque queste le notizie oggi del presidente Luca Zaia, ma anche una notizia importante che arriva da Israele. L'Istituto per la ricerca biologica israeliana, che gravita attorno al Ministero della Difesa, ha annunciato di aver completato con successo le prove sui topi di un possibile vaccino contro il coronavirus. Ora l'istituto, che si trova a Ness Ziona, non lontano da Tel Aviv, si appresta ad effettuare test su altri animali per poi passare all'uomo. La possibile svolta, secondo il centro di ricerca, i cui risultati devono tuttavia ancora essere sottoposti alla revisione della comunità scientifica, potrebbe consentire di arrivare al vaccino in un anno, se possibile anche prima. Nella pubblicazione relativa ai test si sottolinea che il potenziale vaccino ha come effetto una potente e rapida induzione di anticorpi neutralizzanti nei confronti del SARS-CoV-2, responsabile appunto dell'infezione. Ma il Covid-19, lo abbiamo detto anche nel corso di altre edizioni, non ha però fermato il lockdown, la violenza sulle donne. In questi 3 mesi anzi di lockdown sono stati una quarantina, ad esempio, nel Vicentino, i nuovi accessi al centro antiviolenza. Sentiamo. Noi abbiamo dovuto gestire dei casi molto delicati, anche di donne che stavano facendo un buon percorso di uscita dalla violenza e che nella costrizione a casa hanno dovuto tenere i toni molto bassi e fermare il proprio percorso o rallentarlo di molto, proprio perché non c'erano gli strumenti di uscita. L'effetto lockdown causa pandemia è stato anche questo: donne che stavano cercando di uscire dalla spirale di violenza, aggressione verbale, psicologica e fisica, che sono rimaste in un semilimbo, sebbene costantemente supportate dalle operatrici del centro antiviolenza di Vicenza, gestito dall'associazione Donna Chiama Donna. Telefonate, chat e videochiamate sono state il loro gancio con la donna in difficoltà. Violenza che il Covid però non ha fermato, se non piuttosto, visto la costrizione a rimanere in casa, ha messo ancora più a nudo con nuovi casi. Sono state prese in carico ugualmente 40 donne durante il lockdown, quindi insomma siamo soddisfatte per il lavoro fatto. 40 nuove donne? 40 nuove donne durante questi mesi. In carico ne abbiamo 175 ad oggi, fra il centro antiviolenza di Vicenza e lo sportello di Arzignano. C'è ancora molto da fare, serve una forte sensibilizzazione verso i giovani, gli uomini, le istituzioni e non solo. Ai tribunali, affinché non effettuino oltretutto una vittimizzazione secondaria sulla donna, perché alle volte non viene creduta, non vengono ascoltati i minori che vivono queste situazioni. C'è ancora tanto lavoro. In questi giorni c'è stata anche un po' una sorta di polemica tra i virologi Crisanti e Rigoli. Crisanti che dice: chi parla dell'infettività di questo virus non sa quello che dice, perché l'infettività si misura sperimentalmente sull'uomo, non è possibile fare nessun esperimento, non esiste un modello animale senza numeri e senza misura, non è una scienza, sono solo chiacchiere. Così il professor Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia e Virologia di Padova, stronca
l'indagine, stronca sul Corriere del Veneto, l'indagine sui risultati dei tamponi realizzata dalla Regione, presentata ieri dal collega Rigoli, coordinatore delle microbiologie del Veneto, secondo la quale invece il coronavirus si starebbe in sostanza spegnendo. Siccome dice non è possibile fare sperimentazioni di infettività sull'uomo, aggiunge Crisanti, nessuno sa qual è la dose infettiva di questo virus. Per quanto riguarda invece appunto la risposta di Rigoli, dice la bassa infettività è stata valutata, dice, su due fronti: il primo epidemiologico, monitorando i contatti stretti dei pazienti con carica bassa, e il secondo seminando su colture cellulari campioni appartenenti sempre a pazienti. Quindi insomma dati, dice, preliminari di un lavoro condotto dal professor Baldanti dimostrano che solo un'esigua minoranza di questi campioni risulta positiva in colture cellulari, confermando altri recenti dati di letteratura internazionale. Dunque un botta e risposta tra i due virologi. In attesa di collegarci adesso con il sindaco di Garda, anche per capire com'è la situazione lì in quelle zone, adesso che appunto sono tornati anche i turisti, visto anche le belle giornate. Vediamo com'è la situazione dell'epidemia nella zona di Vicenza. Coronavirus, l'epidemia del secondo millennio, oggi si sta spegnendo, ma tornerà? In che direzione sta andando il virus che ha fermato il mondo? Portiamo le domande dei telespettatori di Rete Veneta agli specialisti della sanità vicentina. In questo momento stiamo andando di fronte a un decremento dell'epidemia, e questo è testimoniato dal fatto che, nonostante un'estensione notevole del numero di tamponi eseguiti, troviamo sempre meno positivi. La circolazione quindi è molto limitata, anche se è tuttora presente, quindi alcune misure di protezione individuale, per esempio la mascherina, il lavaggio delle mani, eccetera, devono essere mantenute. Le precauzioni di oggi, sacrosante, le paure di domani. Cosa accadrà? Arriverà una seconda ondata di coronavirus? Cosa succederà in futuro non lo sappiamo con certezza. Credo che i giochi a questo punto si faranno con l'autunno, in cui dovremmo capire se ci sarà un aumento nuovo, la cosiddetta seconda fase dell'epidemia, che in altri stati si è peraltro verificata. Ricordo che la Corea ha dovuto chiudere di nuovo, fare un lockdown di 2 settimane che dovrebbe terminare questa settimana qui, proprio per un ritorno dell'epidemia. In Cina si verificano continuamente focolai, per quanto molto inferiori rispetto a quello iniziale, in varie parti del paese, quindi tutto sommato è quello che noi ci aspettiamo, è che ci sia un ritorno, speriamo che sia contenuto. Da settembre-ottobre inizierà ancora a venire fuori il quadro respiratorio da virus influenzali o parainfluenzali. Questo creerà un problema di diagnosi differenziale, quindi dovremo trovare un modo per testare, oltre ai virus respiratori, influenza, parainfluenza, virus inciziale, anche il Covid, possibilmente con un test unico che li comprenda tutti. Stiamo già provando questa tipologia di test multipli, sono test rapidi molecolari, naturalmente sono costosi, richiedono una organizzazione ad hoc, però la sfida è quella di gestire in un quadro respiratorio la diagnosi differenziale tra Covid e tutto il resto. Bene, avete dunque sentito, ed ora ci colleghiamo subito con il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, che vedo già sullo schermo. Buongiorno sindaco. Buonasera a tutti voi. Dunque, belle giornate, insomma, tornano a popolarsi, insomma, soprattutto le zone turistiche. Sì, tornano a popolarsi, per fortuna direi. La riapertura delle frontiere con i paesi e con gli stati che hanno sempre rappresentato il nostro mercato turistico, quindi mi riferisco alla Germania, all'Austria e altri stati europei, è sicuramente stato fondamentale per permettere ai turisti tedeschi, per esempio, di ritornare a prenotare per arrivare nelle nostre zone. Ecco, quindi insomma ci sono le prenotazioni adesso, perché insomma si parlava all'inizio di insomma ancora poco movimento. Ma diciamo che
oggi stiamo vivendo col turismo mordi e fuggi, soprattutto i cittadini veronesi o di altre province che la mattina partono da casa e vengono a trascorrere le giornate presso i nostri comuni, stanno comunque aiutando la nostra economia a ripartire. Aspettiamo ora i turisti. Io personalmente, visto che nella vita mi occupo di turismo, lavoro nel settore turistico alberghiero, lo sto verificando proprio personalmente, e posso dirvi che da fine di giugno, primi di luglio comunque stiamo vedendo dei segnali di ripresa anche in termini di prenotazioni. Ecco, e a livello ricettivo com'è la situazione delle strutture? Insomma, noi siamo ormai settimane, per non dire qualche mese ormai, che siamo Covid free nelle nostre zone, nel nostro territorio. Le strutture si stanno preparando in maniera scrupolosa, sapendo che non c'è da prendere assolutamente sotto gamba la situazione, perché siamo gli ultimi a sperare o pensare che comunque qualcuno si possa ammalare o contrarre il virus nelle nostre strutture, e da lì in poi stiamo riprogrammando tutto, la riorganizzazione della ristorazione, dell'accoglienza, delle camere da letto, attraverso anche interventi di sanificazione. Dobbiamo anche iniziare a trasmettere dei messaggi positivi senza continuare a piangerci addosso. È vero che potrebbe esserci il rischio di una seconda ondata, è vero che oggi dobbiamo imparare a convivere con il coronavirus, a vivere in maniera più responsabile, ma neanche essere angosciati da questa situazione, perché altrimenti continuiamo a trasmettere un messaggio negativo a tutti e la gente, invece di pensare di venire in vacanza in un luogo sicuro, e oggi il lago di Garda comunque è un luogo sicuro dove andare in vacanza, si rimane a casa, magari va in altre località turistiche dove il rischio magari che possa essere contratto il coronavirus è lo stesso che c'è da noi, ma magari in maniera più intelligente o più furba gli amministratori, i medici, i responsabili di tutto il settore sanitario comunicano in maniera diversa rispetto a quanto abbiamo fatto noi finora. Ecco. Io non sono personalmente convinto che la situazione negli altri stati sia andata molto meglio rispetto a quanto sia successo da noi. Probabilmente qualcuno ha cercato di lavare i panni sporchi in casa. Questo non voglio dire che sia giusto e che quello che abbiamo fatto noi sia una cosa sbagliata. Dico solo semplicemente che probabilmente siamo stati più scrupolosi, più attenti, i più preparati, quelli che hanno reagito meglio, ma che hanno avuto la peggio dal punto di vista delle immagini che ha veicolato e dei messaggi che sono veicolati rispetto alla situazione che abbiamo attraversato noi. Ecco, il messaggio comunque da far veicolare ora che i contagi, insomma, in tutto il Veneto sono praticamente quasi a zero, sono pochissimi casi in tutto il Veneto, insomma, e quasi tutti i comuni, molti comuni sono veramente a contagio zero, sono comuni Covid free. Questo è importante adesso, soprattutto per il turismo. Deve essere fatta assolutamente una comunicazione istituzionale, mi riferisco alla Regione e il Governo attraverso il Ministero del Turismo e della Cultura, prendere in mano la situazione e comunicare attraverso l'Unione Europea della situazione di rischio che è pressoché nullo, che i turisti potrebbero incontrare nel caso dovessero arrivare a soggiornare nelle nostre zone turistiche. Mi riferisco non solo al Veneto, non dimentichiamo mai che il Veneto è la regione turistica più importante in termini di presenza a livello europeo, con oltre 70 milioni di presenze turistiche all'anno, e che il turismo a livello nazionale rappresenta il 13% del PIL, che il turismo è il settore più danneggiato, che i dipendenti che lavoravano e che lavorano presso imprese turistico-ricettive o comunque nel comparto turistico non sono stati sufficientemente tutelati, e che il turismo ha salvato l'economia nazionale dal fallimento negli ultimi 10 anni, anche se qualcuno ha fatto finta di non accorgersene, che oggi il turismo è in difficoltà e in crisi e c'è la necessità di salvare il turismo da parte delle istituzioni, iniziando attraverso una sorta di comunicazione importante e di promozione importante dei luoghi che devono veicolare queste comunicazioni, questa promozione, sicuramente il messaggio che si può tranquillamente venire a soggiornare presso i nostri comuni, presso le nostre zone. Senta, abbiamo detto, insomma, ne abbiamo parlato più volte, e molte purtroppo le strutture che sono ancora in estrema difficoltà, molti anche gli esercenti, i commercianti ovviamente, lì ci sono strutture che stanno ancora attendendo di ripartire o sono ripartite proprio tutte? Ma diciamo bar e ristoranti sono tutti aperti, anche gli esercizi commerciali. Per quello che riguarda le strutture ricettive, direi che allo stato attuale non ancora il 50% degli alberghi ha riaperto. In attesa di vedere, insomma, i turisti arrivare o perché stanno ristrutturando proprio? No,
perché ripartire, riaprire un albergo significa assumere personale, assumere dipendenti, assumersi degli oneri di carattere economico e finanziario che non si è certi di essere in grado allo stato attuale di poter fronteggiare. Quindi probabilmente la maggior parte degli alberghi apriranno entro la fine di giugno. Io personalmente aprirò i miei l'ultima settimana di giugno e devo dire la verità che sono abbastanza soddisfatto per le prenotazioni che sto ricevendo. Senta, uno dei problemi invece che sentono un po' tutte le zone turistiche sono il personale stagionale che è in forte calo un po' dappertutto. Ma il forte calo non lo so, c'è la difficoltà di assumere delle persone nel caso in cui si dovesse ripresentare un focolaio, una seconda ondata del coronavirus, ci sarebbero enormi difficoltà a pagarle e quindi credo che lo Stato debba intervenire attraverso delle garanzie in maniera tale che anche gli imprenditori che ovviamente vogliono essere i primi a poter garantire i dipendenti stagionali possano riaprire, riassumerli senza timore di saltare. Ecco, che effetto fa rivedere finalmente, insomma, la gente che torna fuori dopo veramente 3 mesi di chiusura di tutto? L'effetto è sicuramente un effetto positivo, è una sensazione molto bella, però io personalmente ieri sera ho girato lungo le vie del centro del mio paese per verificare cosa stesse succedendo. Ieri c'era il mondo a Garda. Devo dire la verità, nessuno avrebbe potuto rispettare le norme sul distanziamento sociale perché c'era talmente tanta gente e la situazione nessuno avrebbe potuto controllarla, quindi dobbiamo appellarci sicuramente al senso di responsabilità delle persone singole, ma quando tu consegni alle persone di sedersi attorno a un tavolo senza mascherina e quando poi arrivano centinaia di persone, per non dire. Abbiamo un problema nel collegamento con il sindaco di Garda, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Intanto noi ci spostiamo da Garda, andiamo a Sottomarina dove per noi è stata la nostra Ilaria Marchiori per vedere insomma com'è la situazione lì, quindi la linea Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo arrivati qui a Sottomarina. Abbiamo scelto di fare questo collegamento proprio da una zona che sicuramente molti telespettatori si ricorderanno. Perché? Perché alla fine di aprile noi siamo venuti proprio qui e tutto quello che in questo momento vedete alle mie spalle non c'era. Tutto era completamente deserto. Ancora non si sapeva che cosa sarebbe successo quando le spiagge sarebbero ripartite. Era il 29 aprile e oggi invece a distanza di poco più di 2 mesi tutto è ripartito alla grande. Insieme a me allora c'era il presidente dei gestori degli stabilimenti balneari di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde, Fabrizio Boscolo Nale, che poi ha passato le consegne a un altro presidente dopo 4 mandati e oggi però è comunque consigliere. Innanzitutto benvenuto Fabrizio. Benvenuti a tutti voi, anche i telespettatori. Allora, ne sono cambiate tantissime di cose da quel famoso 29 aprile. Ma guarda, hai detto bene Ilaria, perché un'immagine vale più di 1000 parole. Quindi giustamente nella tua presentazione hai fatto ben presente insomma, che addirittura neanche un mese siamo veramente arrivati in un grande inizio di stagione e questo ovviamente è stato grande merito ovviamente del territorio e di tutto il settore balneare, di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. Ecco, allora innanzitutto come siete ripartiti? Ma guarda, noi siamo ripartiti che se pensiamo oltre un mese fa non sapevamo neanche come dovremmo ripartire. È ovvio questo, eravamo convinti che comunque dovevamo fare una bella stagione, c'è stata tanta grande forza di volontà e soprattutto di organizzazione di tutto il comparto balneare. Come vedete questo è dato il risultato è che siamo già arrivati a giugno con grandi per ciò che riguarda prenotazioni, ma lo stesso anche le presenze ci danno veramente ragione su quello che abbiamo fatto fino ad oggi. In questi 2 mesi circa siete riusciti un po' a recuperare quanto perso?
ma diciamo, poi come sai Ilaria, i conti si fanno alla fine, è ovvio che c'è tanto entusiasmo, notiamo che c'è tanta voglia di mare, ovviamente anche noi che abbiamo subito oltre 2 mesi di lockdown come tutti, c'è veramente questa voglia di recuperare e noi daremo il massimo perché ovviamente la vacanza sono i migliori, più belli giorni dell'anno. Ecco, poco fa, consigliere, mi ha detto che rispetto alla media, rispetto alla normalità c'è stata una perdita del 30%, questo già lo sappiamo perché gli ombrelloni sono ridotti ovviamente. Sì, è vero, però questo comunque dobbiamo guardare il lato del servizio. Noi per questo motivo abbiamo pensato di rivedere quello che è il nuovo concept del servizio delle spiagge. Questo cosa vuol dire? Che ci sono gli spazi molto più ampi, c'è ancora più sicurezza, ma soprattutto il comfort e il relax la farà da padrona proprio nella stagione 2020. Ovviamente tutto in estrema sicurezza, tutto rispettando le norme e i presidi di sicurezza. Ovviamente sì, ovviamente parliamo di un servizio quasi da business class, se vogliamo magari paragonarlo, ma nello stesso momento anche l'attenzione che facciamo un po' tutti i giorni, quindi non solo il distanziamento sociale, ma tutto quello che si guarda anche la parte di igienizzazione e sanificazione dei servizi, quindi da tutte le dotazioni, con le infografiche informative che informiamo sempre i nostri ospiti di come appunto devono seguire ovviamente le varie indicazioni e nello stesso momento anche facilitare per ciò che riguarda anche l'igiene con i gel igienizzanti in tutto quanto lo stabilimento, la cura e l'attenzione anche dei servizi igienici, le docce e tutto quanto il resto, proprio per fare una vacanza in totale sicurezza e relax. Ecco, come si stanno comportando gli ospiti, chi viene nel weekend o che fa vacanze un po' più lunghe? Sono bravi, rispettano, ci sono state polemiche, come sta andando? Ma ovviamente è una novità per tutti, quindi noi dobbiamo comunque prima ribadire che siamo in un ambiente totalmente all'aperto. Sappiamo che comunque il nostro territorio e l'habitat della spiaggia è proprio salubre. Come sappiamo questo appunto comporta che non siamo in un ambiente chiuso e quindi la mascherina ad esempio va tolta sicuramente quando si è sotto gli ombrelloni, va tolta in cui appunto c'è una distanza minima di 1 metro e quindi la vacanza in questo caso veramente appunto diventa in totale sicurezza. Ecco, abbiamo visto che avete anche riposizionato le tradizionalissime capanne di Chioggia a cui i residenti non solo non possono proprio rinunciare in una stagione estiva. Hai detto bene Ilaria, assolutamente sì. Noi sappiamo che Chioggia Sottomarina soprattutto ha una grande tradizione proprio locale. Qui ovviamente abbiamo le cabine cosiddette capanne, che è una tradizione stagionale veramente per tutti quanti appunto che abitano qui a Chioggia. E come hai potuto vedere, veramente questo qua appunto ci ha dato veramente grande soddisfazione perché le tradizioni in questo caso non sono mancate. Voi avete anche nello specifico qui dove ci troviamo una splendida piscina che però non è ancora attiva, quindi state aspettando che arrivi qualche buona news, diciamo? Esattamente Ilaria, anche qui abbiamo una piscina riscaldata scoperta, ovviamente con idromassaggi e tutti quelli che sono i comfort di un totale relax. È ovvio che il protocollo sancisce delle determinate prescrizioni che noi siamo molto attenti, è ovvio che vediamo appunto che il governatore Zaia giustamente qualvolta appunto sta ovviamente rivedendo quelli che sono i protocolli e questo siamo fiduciosi che a breve possiamo riaprire la piscina, magari non proprio come prima, ma almeno dare ovviamente quel servizio che i nostri ospiti ci teniamo molto. Boscolo, non so se lei ne è al corrente perché è proprio una notizia di questi giorni, ma come lei saprà, Jesolo avevano messo in campo una app per le varie prenotazioni, app che ha dato qualche problema, soprattutto ultimamente perché in qualche modo si è impallata in gergo tecnico, ha creato alcuni problemi con le prenotazioni. Voi qui da questo punto di vista come vi state comportando? C'è una app, c'è un sistema di prenotazione? Cosa vogliamo dire agli ospiti, a chi volesse venire qui a Chioggia Sottomarina? Certo Ilaria, allora gli stabilimenti di Sottomarina Isola Verde già da tempo si sono organizzati per ciò che riguarda appunto anche le prenotazioni. Ricordo che le prenotazioni non è obbligatorie ma sono consigliabili, proprio perché questo ci permette di monitorare e di non creare magari quegli assembramenti che ovviamente si possono succedere soprattutto nei giorni ovviamente di weekend. Noi abbiamo organizzato per ciò che riguarda in tutto il comparto balneare
un sistema veramente che si chiama B-Pass, in cui con i consorzi di promozione turistica hanno aderito quasi tutti gli stabilimenti balneari, ma credo che tra poco saranno totalmente, in cui dà in tranquillità la possibilità di prenotare e di scegliere ovviamente lo stabilimento balneare e i servizi che ovviamente una persona può ovviamente ospitare qui a Sottomarina, Isola Verde. Ecco, però lei mi diceva che c'è eventualmente anche la possibilità, ora questa non deve diventare un'abitudine per questo particolare momento, ma di arrivare qui anche senza aver prenotato, con la possibilità di trovare comunque un posto, giusto? Sì, esattamente, nel senso che noi cerchiamo ovviamente una persona ovviamente che magari ha fatto anche un'ora di strada, come sappiamo, o poco più, ovviamente sarebbe veramente deleterio non dargli magari il servizio. Questo che però noi ci siamo già organizzati in questo modo. Ovviamente appena appunto accogliamo queste persone, rispettando sempre i protocolli, prendiamo giù ovviamente perché sono i loro dati, perché dobbiamo avere solo un elenco dei nominativi, e da lì ovviamente in massima sicurezza gli diamo il servizio. C'è anche un'altra questione da affrontare, visto che hai appena parlato di massima sicurezza, proprio quella della sicurezza. Come vi siete organizzati anche a livello proprio sanitario e poi per quanto riguarda l'attività dei bagnini? Certamente sì, Ilaria, anche questo è un punto importantissimo che è giusto appunto informare i nostri ospiti. Ovviamente Sottomarina Isola Verde ha un protocollo molto preciso di massima collaborazione con la AS3 Serenissima, con le forze dell'ordine, ovviamente nessuna esclusa, e per ciò che riguarda soprattutto anche i vari punti infermieristici che ci sono all'interno dei stabilimenti balneari, di cui si può tranquillamente dire sicurezza chilometri zero. Questo veramente è una grande opportunità, ma soprattutto in livello di prevenzione siamo veramente all'avanguardia. Ecco, un'ultima cosa prima di chiudere il collegamento e restituire la linea allo studio: cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori e quali sono le aspettative a questo punto per i prossimi mesi estivi? Beh, ovviamente Sottomarina Isola Verde vi accoglie, ovviamente vi aspetta e vi dà veramente il benvenuto, soprattutto di scoprire Chioggia, Sottomarina, Isola Verde per le sue peculiarità. Ecco, allora avete sentito, ringraziamo il consigliere Fabrizio Boscolonale per averci aperto ancora una volta le porte con una visione totalmente diversa da quella di poco più di 2 mesi fa, e per cui se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria e buon lavoro. E ovviamente avete visto, insomma, sia nelle spiagge veneziane, sia lo avete visto e sentito dal sindaco del Garda, tantissimi turisti, tantissima la gente che ha voglia di vacanze e che quindi si reca nelle zone turistiche. Sabato, ci diceva il sindaco, oggi insomma sabato era veramente pieno di gente il lago di Garda, e come avete visto anche a Sottomarina tantissimi turisti, e soprattutto la notizia positiva è che ci sono anche molte prenotazioni che stanno arrivando per il mese di luglio, per il mese di agosto, e molte sono le prenotazioni proprio di turisti stranieri. Insomma, dopo l'apertura delle frontiere i turisti stanno cominciando a tornare qui in Italia, insomma, da noi per le vacanze. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Abbiamo parlato di turismo, ma uno dei settori, che è un settore sicuramente che è in ginocchio, ma un altro settore che è davvero in crisi, anche l'agricoltura. Ne parliamo insieme al presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato, che vedo già sullo schermo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Dunque, già insomma questa pandemia ha davvero messo in ginocchio l'intero comparto, adesso anche questo tempo insomma con grandinate di certo non sta aiutando. Beh sì, è un anno sicuramente difficile per il nostro comparto, visto appunto il maltempo di queste ultime settimane che sta palleggiando completamente la provincia. Si sono verificate poi delle situazioni anomale che non si erano mai viste, grandinate in più aree della provincia, bombe d'acqua, perciò tutta una serie di problematiche che stanno mettendo veramente a dura prova i nostri agricoltori. Proprio ieri c'è stata un'ulteriore grandinata nell'area di Roncade, San Biagio e Monastir, che ha fatto seri danni soprattutto in viticoltura. Ma non solo, perché 2 settimane fa era successo
nell'area di Gagliarine, Ossago, Francinigo, che comunque è una zona ad alta densità di vigneti, e perciò quando arriva i danni sono evidenti. Purtroppo c'è poco da fare, nel senso che quello che gli agricoltori devono fare è assicurarsi in questo caso, in modo da riuscire in qualche maniera a difendersi e almeno recuperare in parte quelli che sono i danni reali che poi si trovano sui campi. Non è solo il settore, diciamo, viticolo più colpito, ma anche il settore ortofrutticolo, piuttosto che il mais, tutte quelle zone, diciamo, più esposte, chiaramente, che sono assolutamente in questo periodo più flagellate. Speriamo che, almeno sembrerebbe che almeno la prossima settimana ci sia un po' di tregua, ma almeno ci sia un attimo di una fine di questa situazione che sta mettendo veramente in grosse difficoltà un comparto che è appena uscito da un'emergenza che sappiamo, con tutte le difficoltà che che abbiamo dovuto affrontare in tutti i campi, in tutti i settori, anche se le aziende sono state così veloci anche nel reagire, nel cercare di sopperire alla pandemia con un servizio fatto anche a domicilio, perciò consegne, delivery, tutto quello che ci era consentito appunto per cercare di sopperire in parte alle perdite di fatturato che stavamo vivendo. La ripresa c'è, devo dire che è anche abbastanza positiva, però chiaramente prima di ritornare ai livelli che pre-Covid ci vorrà sicuramente ancora qualche mese, però almeno le aziende sono tutte attive, hanno messo e stanno mettendo tutto l'impegno necessario oggi per cercare appunto di sopperire a quelle che sono state le perdite. Difficilmente si potranno recuperare, chiaramente, però almeno ci si mette nelle condizioni di essere operativi e soprattutto anche ottimistici, perché chiaramente quello che, ripeto, abbiamo perso non si potrà recuperare, però almeno c'è una luce che si vede e che è assolutamente necessaria per tante aziende che operano nella provincia di Treviso. Ecco, in un momento, Presidente, quando si stava proprio per ricominciare un po', insomma, e le attività cominciavano, insomma, a tirare un po' di sollievo, visto che anche le attività che sono legate ovviamente al vostro comparto erano riaperte, di certo questo tempo ha fatto danni non indifferenti. Sì, beh, noi abbiamo contatti continui anche con il consorzio di bonifica, e loro ci dicono che hanno dei dati che sono veramente mai visti quasi, no? Quantità di acqua impressionanti. La bomba d'acqua che è successa a Castelfranco una decina di giorni fa, anche, ripeto, tecnici che lavorano una vita nel consorzio non hanno mai visto cose del genere. Le casse di espansione si sono riempite in pochissimo tempo e non sono state sufficienti appunto per evitare degli allagamenti che sono stati ridotti in minima parte, però comunque sono comunque successi, perché era inevitabile purtroppo, visto le quantità che scendono in pochissimo tempo e che chiaramente mettono in difficoltà chiunque, anche un consorzio di bonifiche che è assolutamente preparato in queste emergenze e sanno quali siano tutti gli strumenti necessari per cercare di difendersi. Però ripeto, sono fatti talmente eccezionali e imprevedibili che è quasi impossibile riuscire comunque a uscirne indenni. Sì, diciamo che quest'anno è un anno che è sicuramente difficile su tutti i fronti, ma soprattutto chiaramente quello che abbiamo perso in termini di fatturato per il nostro settore è stato veramente molto molto pesante. Si è fatto un calcolo che il settore agricolo primario in Italia abbia perso da marzo ad oggi sui 12 miliardi, perciò tutto quello che si è perso in termini di esportazione, col canale Eureka chiuso, con la mancanza di turisti, fa sì che appunto tutte le aziende sono state messe in grosse difficoltà, in particolare nell'ambito vino piuttosto che il florovivaismo, che nel periodo appunto anche clou, dove tanti privati dovevano farsi l'orto, farsi il giardino e non potevano andare a acquistare le piantine, e lì si sono visti proprio
intere serre distrutte perché non si poteva assolutamente collocare le piante, perciò danni incalcolabili. Su E cosa poi Mi scusi Presidente, l'agriturismo erano chiusi. Sì. No, no, dica Prego. pure. Sì, appunto gli agriturismi chiusi, anche quelli è stato un danno importante, nonostante anche lì abbiano sopperito con le consegne a domicilio, ma chiaramente il grosso è stato perso, il bed and breakfast, piuttosto che altri settori, vedi la pesca, il settore delle carni bianche, che oltre ad avere avuto un calo notevole, c'è stato poi anche un crollo dei prezzi che non sempre è stato giustificato dalle materie prime, perché poi se andiamo a verificare i prezzi che ci sono nei supermercati non sono poi così calati, ma settori come quelli del latte, delle carni bianche, si sono visti ridurre il prezzo anche del 30% senza una vera e propria giustificazione, ripeto, perché tutto sommato i consumi di grande distribuzione sono stati assolutamente buoni, i prezzi al consumo sono rimasti comunque alti, però alla fine c'è stata nel mezzo sicuramente qualche speculazione. Ecco, su cosa puntate per i prossimi mesi? Su cosa sperate di più? Ma allora adesso ci sono stati proprio in questi giorni gli stati generali dove Coldiretti con il Presidente Prandini è stato chiaramente invitato per capire quali siano un po' le strategie da adottare in questo momento di grande difficoltà, e comunque con il Ministro Bellanova si è giunti appunto a stabilire e a quantificare sui 400 milioni quello che è un primo intervento per le aziende in grosse difficoltà che ripeto in questa fase hanno veramente sofferto, stanno soffrendo e rischiano anche la chiusura. Perciò tutti quei settori che appunto che vanno dal florovivaismo piuttosto che agli allevamenti di carni bianche, di vitelli, pollame, conigli, che hanno grosse difficoltà, saranno aiutate con dei finanziamenti a tasso zero per cercare appunto di dare ossigeno e riuscire almeno a sopperire, restare e mettersi nelle condizioni di continuare almeno a lavorare, ripeto, perché il costo che viene remunerato oggi è assolutamente sotto ai costi di produzione. Questo è molto grave e stiamo cercando appunto di monitorare la situazione e cercare anche di creare un tavolo di filiera per capire quali siano le dinamiche che non permettano a questi produttori di avere un prezzo almeno di costo. Perciò un incontro fra produttori, trasformatori e GDO credo sia necessario per appunto, e anche la politica, per cercare appunto di trovare il modo anche dal punto di vista del solidale per cercare di mantenere in piedi una filiera che è assolutamente importante e necessaria, altrimenti se manca il settore primario avremo poco da proporre poi anche in grande distribuzione. Perciò su questo aspetto si sta lavorando per mediare e trovare anche delle condizioni che siano di sostenibilità e di diciamo, supporto alle aziende in grandi difficoltà. Ecco, qualche attività ci diceva, ma guardiamo un po' ormai anche alla prossima stagione, cercando di chiudere al meglio questa. Sì, sicuramente, ripeto, i problemi li stiamo vivendo adesso, ma dobbiamo pensare anche per un futuro, diciamo, a breve. Perciò queste forme di sostentamento e di finanziamento sono assolutamente necessarie, perché sono ossigeno per le nostre aziende che vedono anche nella liquidità un aspetto molto critico, venendo a mancare un po' quello che è il volano degli incassi, di volumi che c'era fino a qualche mese fa. I costi comunque ci sono, gli allevamenti comunque devono andare avanti, perciò su questo deve esserci un intervento almeno di prima necessità, in modo che dia la possibilità alle aziende di stare in piedi, perché questo è il problema principale. Ci sono dei settori che in questa fase tutto sommato sono riusciti almeno a sopperire alle difficoltà e ad avere anche degli incassi che gli hanno permesso di continuare, altri invece che non hanno quel quid che gli permette oggi di poter sopperire a quelli che sono i costi reali. Chiediamo appunto che ci sia a breve, ma anche in prospettiva futura,
tutta una serie di iniziative per cercare di sostenere questi comparti qua. E poi quello che si dovrà fare è anche una campagna di promozione, promozione e pubblicità in determinati ambiti per quello che deve essere poi il recupero anche di un turismo che oggi manca e che è fondamentale, perché è un valore aggiunto straordinario. Sappiamo quanti siano i milioni di persone che vengono in Italia e che portano comunque denaro fresco e hanno comunque anche una grande attenzione a quello che è il Made in Italy, al food, al beverage, ed oggi che manchi questo è assolutamente grave, perché ripeto era un afflusso di denaro importante, straordinario per tutto il comparto del Made in Italy in generale, ma anche del turismo, della ristorazione, che soffre questa mancanza importante. Presidente, la ringrazio, grazie davvero. Grazie. Speriamo effettivamente Grazie che vada meglio. Grazie Presidente. Ed ora ci torniamo invece a Sottomarina, dove per noi c'è sempre la nostra Ilaria Marchiori che ci ha richiesto la linea, quindi la linea nuovamente a lei. Eccoci di nuovo dopo aver sentito dal consigliere Boscolonale come sono ripartiti qui nella zona di Chioggia, Sottomarina e poi Isola Verde, e averlo visto anche attraverso le nostre immagini. Giustamente andiamo a sentire gli ospiti di questo stabilimento come la stanno vivendo, come hanno vissuto anche questi mesi di lockdown, soprattutto con la voglia di uscire, di tornare a divertirsi, ma soprattutto di viversi la spiaggia e di viversi l'estate. Vediamo se magari qui c'è qualcuno che ci può raccontare, che ci può rispondere. Ad esempio, ecco, questi signori che li vediamo qui che prendono il sole. Innanzitutto, buonasera. È il vostro primo giorno al mare? Quando è che avete ricominciato a tornare al mare? Ma sta scherzando? Siamo qua da 10 giorni noi. 10 giorni. Quindi siete venuti in vacanza, non è la classica gita fuori porto? Porto in storia, sì, siamo qui in vacanza, sì. Ci veniamo da tanti anni comunque, perché ci troviamo benissimo. Perciò ritorniamo ogni anno. Quindi, insomma, quando non si sapeva che cosa sarebbe accaduto, che cosa avrebbero fatto con le spiagge, quali erano i vostri pensieri? I pensieri erano per i bambini più che altro, però vedo che sono tranquilli, è tutto a posto, non c'è nessunissimo problema, si sta benissimo, siamo tranquilli. Visto che voi siete dei clienti abituali, come ci avete detto, avrete visto anche, ecco, scusate così mi sposto, avrete visto ovviamente un cambiamento. Come l'avete vissuto questo cambiamento? Ma io direi che in via del tutto eccezionale, siamo più tranquilli, hanno allargato un po' la situazione, mi sembra che stiamo tranquillissimi, insomma, anche con i bambini piccoli, per noi nonni stiamo tranquilli, ecco. Quindi non avete vissuto male tutte queste modifiche, questa situazione post-Covid, post-lockdown? No, sinceramente no. Sono partita da casa un po', sì, insomma, come ripeto, titubante, ma per i bimbi più che per noi. Però adesso, una volta arrivati qua, tutto a posto. Riuscite? Io pensavo anche per andare in acqua ci fossero problemi, invece ho visto che a parte oggi che sì, insomma, c'è tanto caos, però nei giorni durante la settimana siamo stati molto tranquilli veramente. Ecco, visto che avete parlato di bambini, qui c'è proprio una mamma, buongiorno, ecco, allora innanzitutto immagino che dopo tanti mesi a casa con i bambini che sappiamo sono stati delle piccole vittime più che gli adulti, finalmente un po' di meritata vacanza. Sì dai, ci godiamo questi giorni per rilassarci un pochino, siamo insieme ai nonni e come ogni anno veniamo qui e sempre allo stesso posto, squadra che vince non si cambia, dicono. Senta, durante il periodo dell'isolamento, quando un giorno si sapeva una cosa, un giorno non si sapeva, c'erano ancora molti dubbi su quella che sarebbe stata la riapertura delle spiagge, lei da mamma come la viveva? Allora guardi, telefonando qui alla spiaggia di Astoria abbiamo sempre ricevuto comunque tutte le informazioni che chiedevamo e abbiamo sempre avuto anche risposte adeguate e ci siamo trovati bene, con tranquillità siamo venuti senza problemi. E anche i bambini la stanno vivendo bene? Mi sembra di sì. Sì, grazie.
Benissimo, grazie, vi lasciamo continuare la vostra vacanza. Vediamo se nel frattempo c'è anche qualcun altro che ci vuole raccontare come sta vivendo questa vacanza, che per alcuni è la prima, per alcuni è una gita fuori porta. Ad esempio, questi signori, buongiorno, possiamo disturbarla un minutino? Allora, le spiagge hanno ormai riaperto da un bel po', è la prima volta che venite? Quando è stato il primo vostro ritorno al mare? Sì, per noi è una prima volta, oggi siamo venuti qua dopo una lunga attesa a portare 2 bambini che si giocano, devo dire che è stato fantastico perché tutto ben organizzato, tutto ben sistemato, pulito e i bambini non vedevano ora proprio di venire e giocare in spiaggia. Quindi è la vostra prima giornata al mare? Sì, la nostra prima giornata al mare. Visto che è la prima, al contrario dei vostri vicini d'ombrellone che abbiamo appena sentito, invece sono qui già da un po' di giorni, come l'avete trovata? Come vi aspettavate? Con queste restrizioni è difficile convivere oppure vi sembra un po' tutto come prima? All'inizio non sapevamo neanche cosa riusciamo a trovare, dopo venendo qua vediamo che è tutto pronto, bello preparato, perciò possiamo stare tranquilli con bambini, divertirsi e finalmente anche loro respirare un pochino perché stare sempre a casa lontano dal mare non era facile. Perciò per noi è stato anche un grande sollievo di finalmente venire, riuscire a giocare, far divertire i bambini. Eccolo, è quello più piccolo. Perché no? Adesso penso che non vedrà ora di tornare e sarà sempre una bellissima cosa venire qua. Siamo molto molto contenti. Bene, abbiamo sentito il papà, ma adesso vediamo se anche la mamma ci vuole raccontare qualcosa. Ecco, buonasera signora. Allora, anche per i genitori, lo sappiamo, questo periodo di lockdown è stato difficile, è stato duro e la voglia di tornare al mare, di fare un po' di vacanza, immagino fosse tanta anche per lei. Certamente, quello sì, non vedevamo l'ora di uscire da casa visto che eravamo 3 mesi praticamente chiusi e quindi portarli fuori a giocare è stato bellissimo, poter tornare alla normalità poi in fondo. Voi di dove siete? Noi abitiamo a Piove di Sacco, quindi siamo vicini, ma veniamo di giornata perché con bambini piccoli e il lavoro veniamo di giornata, quindi fine settimana. Avevate qualche timore di ricominciare la vita normale, se così la vogliamo definire? Sì, certo, non sapevamo come sarebbe trovato il posto nostro, che veniamo da tempo, da tanto tempo, però sempre giornaliero, insomma. E invece è tutto, tranquillo, noi siamo sicuri, non abbiamo nessuna paura di niente, insomma. I bambini giocano come sempre hanno giocato e c'è il parco per giocare belle giostre, poi anche di sera, quindi per loro, dico, non c'è tantissima differenza, per fortuna. Benissimo, e quindi questo è l'importante, vi ringrazio della disponibilità e vi auguro un buon proseguimento. Avete dunque sentito queste testimonianze di chi ha ricominciato a vivere, ha ricominciato ad avere il mare, a volere il mare dopo magari tanti mesi in cui l'ha desiderato e ha sognato di poter uscire, di farsi un bel bagno. E dunque, se non ci sono altre domande dallo studio, io restituisco la linea. No, grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie insomma anche a Sandro Punco che si trova con lei a Sottomarina, ed ora volevo leggervi il bollettino di questa mattina, il bollettino regionale. Sono 6 i nuovi casi in più rispetto a ieri sera, quindi i casi positivi attualmente nel Veneto sono 583, mentre le persone che si trovano ancora in isolamento domiciliare in totale sono 833. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate in ospedale sono 225, 12 invece si trovano in terapia intensiva, di cui 1 ancora di questo è positivo. Per fortuna non si registrano nuovi decessi rispetto alla mattinata. Io vedo ora che c'è una telefonata, dovremmo collegarci al telefono con il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Sindaco, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Dunque sindaco, abbiamo parlato insomma della situazione del turismo un po' dappertutto, insomma tutto che si sta adesso per fortuna muovendo. Lì a Belluno com'è la situazione? Beh, oddio, la situazione non è delle più rosee sicuramente, però insomma siamo abituati a non abbatterci mai di fronte a ogni difficoltà, quindi stiamo andando avanti e stiamo anche cercando di organizzarci per in qualche modo rilanciare, no, il nostro turismo, la nostra attrattività. Vi dirò che per fortuna il fatto comunque di essere una città abbastanza nota per la qualità della vita, per la qualità dell'ambiente, quindi ovviamente per
per la capacità, ecco, anche di attrarre le persone che sono interessate appunto a fare una gita all'aria aperta o comunque ad andare in un posto incontaminato. Ecco, tutta questa situazione tipica, no, nostra di Belluno e del bellunese in generale chiaramente ci avvantaggia un po'. Si parla infatti quest'anno anche probabilmente di meno ferie ma più concentrate in montagna o comunque nei luoghi più incontaminati. Ecco, noi abbiamo tutte le caratteristiche in regola e anche la grande attenzione all'aspetto igienico-sanitario, no, della salute che ci consente di poter essere particolarmente attrattivi. Quindi stiamo cercando di organizzarci, senza però ovviamente dimenticare il fatto che chiaramente standard igienico-sanitari, situazione economica e quant'altro certamente non ci mette nelle migliori condizioni. Stiamo cercando tutti insieme di recuperare anche con una modalità molto, come possiamo dire, trasversale, no? Di alleanza fra gli imprenditori, fra il comune, la provincia. Insomma, stiamo cercando di fare la nostra parte meglio che possiamo e vi dirò che insomma le prospettive sono tutto sommato buone, pur naturalmente partendo da una situazione di estrema criticità. Ecco, noi abbiamo provato a chiedere un po' a tutti com'era la situazione di tutte le strutture ricettive, se avevano aperto, perché molti purtroppo ancora non hanno aperto in varie zone, sia in zone balneari sia in zone montane. Lì da voi com'è la situazione invece? Ma insomma un po' a macchia di leopardo, ma insomma tendenzialmente si va verso la riapertura, quindi si sono riaperte varie strutture. Poi chiaramente ci sono alcune strutture che fanno più fatica di altre, perché magari abituate ad un certo tipo di turismo più cosiddetto business, no? Cioè quindi più legato anche allo spostamento delle persone per motivi di affari, e in questo momento come possiamo dire tutta questa modalità di smart working, no? Di approccio al lavoro di smart working, che ha tirato via purtroppo di mezzo i rappresentanti, i manager che si spostavano eccetera eccetera, chiaramente ha lasciato il segno, e per noi è importante perché noi abbiamo molte grandi aziende nel bellunese e per noi questo significa anche, oltre a un'attrattività di tipo turistico tradizionale, anche una grande attrattività dal punto di vista proprio business. Quindi per noi quello è un grosso problema e questo sta incidendo su alcune strutture che magari si reggevano per buona parte sul turismo business, che oggi è sparito, e quindi queste fanno sicuramente più fatica. Però insomma vedo che tutto sommato si va verso una complessiva riapertura, quindi credo che ci sia anche, limitatamente a quello che possiamo dire in una situazione come quella attuale, ma anche un moderato ottimismo, rispetto a quello che può succedere, e quindi vedo che si stanno attrezzando un po' tutti e hanno già riaperto o stanno riaprendo in questo periodo. Ecco, si è parlato tanto, oggi poi dovrebbe esserci anche una conferenza stampa del Premier Conte sugli Stati Generali. Lei che cosa si aspetta dagli Stati Generali? Ma guardate, io mi aspetto quello che fino adesso non abbiamo visto, né da parte dello Stato né da parte della Regione, minimamente, e cioè un po' di pragmatismo e di conoscenza delle realtà di tipo territoriale, e cioè qua tutti fanno fantastiche strategie, il governo, la regione fanno eccezionali strategie, e poi noi ci troviamo nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, nei territori, nei comuni, a dover fronteggiare delle emergenze completamente diverse da quelle che hanno immaginato e hanno tratteggiato a livello nazionale o a Venezia. Questo è una critica abbastanza normale, nel senso che è una vita che si parla di questa incapacità della regione e del governo di riuscire a intercettare i bisogni locali, però la verità, guardate la spaventosa storia, per esempio degli asili, no? Degli asili nido o dei centri estivi, che praticamente noi non dico che non riusciamo ad aprire, perché i centri estivi li stiamo aprendo un po' dappertutto, ma per gli asili nido è un'impresa quasi impossibile, e comunque dove vengono aperti si aprono con raddoppi dei costi eccetera, e questo perché gli standard igienico-sanitari dettati dallo Stato ma anche dalla Regione, perché è la Regione che ha la competenza tra l'altro specifica sugli standard igienico-sanitari nel nostro ordinamento, di fatto sono standard che sono inapplicabili, e quindi succede che noi siamo in grandissima difficoltà. Oppure gli standard che hanno ideato per la pulizia dei giochi nei parchi pubblici, i giochi dei bambini, che dovrebbero essere disinfettati con determinate modalità una volta al giorno, questo collide con la conoscenza reale del territorio,
ci sono città che hanno centinaia di parchi, non abbiamo più operai e non abbiamo più soldi per acquistare servizi, quindi noi non possiamo fisicamente andare a fare la disinfezione, quindi sono degli artifici teorici che non hanno nessun contatto con la realtà. Questi sono degli esempi buttati là, ma me ne vengono in mente tanti altri, anche il fatto che alle imprese si danno sempre crediti d'imposta e non si danno mai soldi, diciamo, cash, liquidi, veri, che questa è, e c'erano anche i sistemi per poterlo fare e i comuni avevano anche suggerito quali, ma insomma non importa. Ecco, io mi aspetterei, diciamo, due cose. Uno, una maggior concretezza e pragmatismo proprio di maggior legame con le esigenze del territorio, e l'altro mi sarei aspettato maggiore ascolto appunto delle realtà territoriali, perché per esempio i comuni non sono coinvolti come dovrebbero, a mio modo di vedere, in questo processo. Ricordiamoci che i comuni in Italia gestiscono il 90% quasi dei servizi ai cittadini, ma rappresentano neanche l'8% della spesa pubblica, quindi, e sono ovviamente gli enti che conoscono meglio le esigenze dei cittadini, e credo che se vogliamo far ripartire il paese e iniziare ad investire e avere anche degli interlocutori che ogni cittadino con cui può parlare direttamente, credo che dovremmo dare grande ampio spazio ai comuni italiani di ogni regione, di ogni luogo, di ogni orientamento politico. Ecco, qualcuno diceva, insomma, abbiamo bisogno di risposte certe, insomma, questi stati generali hanno solo allungato, insomma, queste risposte che invece dovrebbero essere immediate. Ma diciamo che le fasi di interlocuzione sono necessarie, diciamoci la verità, è inutile avere un governo, una regione che prende parte e fa senza aver ascoltato, fa soltanto danni, e lo hanno già fatto peraltro, sia la regione sia lo Stato in più occasioni, quindi hanno dimostrato la loro inadeguatezza in questo senso. La interlocuzione è importante proprio perché consente di conoscere in modo più dettagliato la ricaduta pratica delle problematiche di carattere generale, quindi sicuramente ci deve essere una fase interlocutoria e di confronto, eccetera. È chiaro però che, e questo è il grande dubbio, ma insomma vedremo alla fine di questo lavoro che cosa verrà fuori, è chiaro che il grande dubbio è che non siano ovviamente stati generali che si fanno perché si deve fare, perché si devono fare, che allora in questo caso sono d'accordo con l'analisi che avremmo soltanto perso tempo e avremmo soltanto, come possiamo dire, confuso le idee anche ai cittadini che nel guardare la televisione, guardando la carta stampata, si fanno un'idea di quello che succede, ma poi alla fine non succede niente. Se invece gli stati generali sono stati aperti proprio con l'idea di fare un'interlocuzione vera e seria, secondo me non è mai sbagliato. Io preferisco sempre le stagioni delle concertazioni rispetto alle stagioni, diciamo, di contrapposizione. Le contrapposizioni non ci hanno fatto arrivare da nessuna parte, né quando erano disfatte dalla sinistra né quando erano fatte dalla destra. Io sono dell'opinione invece che si debba ragionare, ci si debba confrontare anche in modo vigoroso e serio, lo faccio anch'io quando mi confronto con i miei interlocutori, ma credo che l'obiettivo di tutti debba essere sempre la costruzione di un'idea comune e mai la costruzione di divisioni e di muri contro muri. Sindaco, la ringrazio. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie. Io mi fermo perché c'è una piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Adesso ci colleghiamo subito con Giorgio Brunello, presidente dell'Avis regionale. Buonasera. Buongiorno. Anzi sì, buonasera ormai sì. Sì, ormai sì. Buonasera. Senta, intanto com'è la situazione in questo momento delle donazioni dei donatori? Beh, in questo momento siamo in presenza di un incremento di idoneità. Le idoneità si fanno prima di poter donare e questo è accaduto nei mesi scorsi, però siamo sempre in allerta per il timore consueto dell'estate, perché tra una cosa e l'altra normalmente diminuiscono le donazioni nell'estate, vuoi un po' per il West Nile virus, vuoi anche perché la gente normalmente fa anche un po' di vacanze. Vedremo quest'anno perché le cose sono cambiate radicalmente. Però possono aumentate le idoneità da parte di nuovi donatori e anche di donatori che hanno rifatto l'idoneità. Ecco, lei appunto ha parlato di aspiranti donatori, insomma, che dovrebbero poi diventare donatori, ma come mai un aumento dopo i lockdown? Beh, perché ci sono state diverse chiamate alle armi, scusate il termine guerresco, alle volte si usa anche se a me non piace molto.
però noi abbiamo avuto un momento di blocco molto importante delle donazioni con la chiusura, con il blocco delle persone a casa, con il lockdown, quindi in quel momento non andava a donare più nessuno. Poi la gente aveva anche timore, non poteva muoversi, quindi anche se vi ricordate le famose autocertificazioni non si sapeva come interpretarle, quindi i donatori rimanevano a casa. E dopo questo è stato chiarito che invece per la donazione si poteva andare a donare e sono stati fatti diversi appelli da parte sia del Ministero ma anche a livello regionale nostro, anche della giunta regionale, del governatore per ritornare a donare. Questo ha aumentato in modo incredibile l'afflusso anche in modo spropositato, perché io dico sempre che i veneti, ma anche gli italiani in generale, insomma, rispondono con tanta generosità, però per la donazione di sangue bisogna avere continuità, non basta farlo una volta, una tanto, ma pur con grande generosità. Quindi abbiamo avuto un incremento importante nei mesi di marzo-aprile e questo ha creato anche un po' di trambusto, insomma, ai centri. Bisogna sempre prenotare, ecco, questa è un'altra cosa che voglio dire sempre. Ecco, appunto, la domanda che le volevo fare adesso era proprio questa: che cos'è cambiato da prima di questa emergenza sanitaria ad ora, insomma, per venire a donare il sangue? No, per donare non è cambiato nulla, nel senso che noi dobbiamo sempre chiedere a tutti di prenotare la donazione, così l'afflusso sarà più regolare e soprattutto segua la programmazione, perché anche ovviamente il fabbisogno è mutato nel tempo, perché voi sapete che sono stati bloccati moltissimi interventi chirurgici, quelli anche preventivati, solo quelli urgenti venivano fatti e quindi anche il fabbisogno era calato molto. Ecco, adesso ha ripreso invece non ovviamente ai livelli di prima, però sono ripresi gli interventi e quindi deve riprendere anche la donazione. In questo momento particolare non siamo in affanno, però sappiamo benissimo che dobbiamo anche fare tesoro dell'esperienza degli anni e quindi prepararci ai prossimi. Quindi ecco, da questo punto di vista per le donazioni occorre sempre tenere l'attenzione massima, ecco, perché di sangue ce n'è bisogno sempre, no? E soprattutto il plasma, ecco, l'altra cosa che è messa con forza, vero? Infatti la cosa che le stavo chiedendo appunto, a che cosa serve donare il sangue e il plasma, che magari non tutti lo sanno. Sì, infatti la parola plasma è balzata agli onori della cronaca, devo dire in modo anche delle volte non corretto, però oggi in più regioni d'Italia, tra le quali il Veneto, si fa anche un uso del plasma terapeutico, cosa che si è sempre fatto, ma parlo del plasma da pazienti Covid. Ecco, dobbiamo sempre far chiarezza, questa è un'altra cosa, nel senso che quelli che sono guariti dal Covid e hanno ovviamente del plasma iperimmune con particolari ovviamente gradi di situazioni da poter essere usati appunto per la cura, si sta facendo la banca del plasma anche nel Veneto e quindi speriamo che questo possa servire, o meglio, speriamo che non serva in caso di una recrudescenza in autunno. Però noi diciamo solo il plasma serve sempre, serve appunto per curare e anche per mandarlo all'industria per la plasma lavorazione, in modo da tornare con dei farmaci che vengono usati per tutti coloro che hanno bisogno di plasma derivati. Quindi insomma va bene donare sangue, ma bisogna donare anche plasma, e questo era in calo nell'ultimo periodo, invece bisogna riprendere a donare plasma con maggiore intensità. Ecco, sono due donazioni semplici. Prego. No, la cosa che le volevo chiedere era, c'è stata dopo insomma la riapertura e dopo il termine del lockdown un po' la preoccupazione da parte dei donatori? I donatori abituali no, perché sanno che ovviamente devono recarsi presso dei centri trasfusionali, strutture ospedaliere. All'inizio qualche timore in più c'era, adesso questo non c'è più, anche perché la sicurezza è massima. Ovviamente c'è un maggior controllo con distanziamento, insomma quello che viene fatto anche nei bar a maggior ragione viene fatto nelle strutture ospedaliere, no? Con tutti i dispositivi di protezione per proteggere insomma le persone. Su questo non c'è dubbio, quindi non c'è il timore nel recarsi a donare. C'è la consueta ovviamente preoccupazione nostra ovviamente del calo di donatori e del calo di donazioni che c'era. Adesso speriamo che questo non riprenda.
visto che c'è stato un afflusso e una generosità importante da parte di tutti. Il calo era dovuto soprattutto, appunto, lei diceva, nei mesi estivi, ovviamente, perché poi la gente si spostava. E in questo caso, quindi, insomma, diciamo che potrebbe non esserci questo calo così importante quest'anno, insomma, dopo questa emergenza. Ovviamente nessuno alla Sfera Mangi, non sappiamo ovviamente se le persone continueranno a fare le vacanze nelle medesime modalità degli anni scorsi, con la medesima intensità. C'è una previsione dal punto di vista economico di tenere aperte le unità lavorative anche in agosto, quindi credo che questo problema che avevamo negli anni scorsi potrebbe anche non avverarsi. Comunque l'appello che facciamo sempre è andate a donare regolarmente, sapete che potete donare ovviamente per il sangue intero 4 volte all'anno e quindi facciamolo sempre, perché questa è una preoccupazione che abbiamo ed è giusto che lo diciamo, quindi manteniamo lo stesso livello alto di attenzione. Ecco, ricordiamo che poi il sistema sangue italiano e veneto è un'eccellenza. Sì, poi quando dicevo prima del conto lavoro, io non mi dimentico mai di dirlo, il conto lavoro vuol dire raccogliere il plasma, inviarlo all'industria, ritornano i farmaci ovviamente e viene pagato solo il costo di lavorazione, e questi sono farmaci che poi i cittadini veneti, i cittadini italiani hanno. È stato inventato nel Veneto e questa è una cosa molto importante. Il sistema italiano, poi Veneto in particolare, è sicuro ed è soprattutto il migliore che abbiamo al mondo, non in Europa, perché in altri paesi il sangue viene dato a pagamento e quindi la sicurezza anche del sangue raccolto non è il medesimo. Invece avere donatori periodici che in modo regolare, senza remunerazione, vanno a donare è una garanzia. Noi speriamo comunque che non ci siano problemi per i plasma derivati nel mondo, perché alcune realtà oggi gli Stati Uniti sono ovviamente il primo produttore, rischia ovviamente con i problemi che hanno rispetto al coronavirus di rallentare la produzione e quindi di mettere in difficoltà poi un po' tutto il mondo che ha bisogno ovviamente di plasma derivati. Noi siamo oggi autosufficienti al 70% in Italia, speriamo di aumentarlo, ecco, questo è una cosa importante. Senta, un'ultima domanda, molti ci chiedono ma possiamo donare, non possiamo donare, chi può donare? Vogliamo ricordarlo, Presidente? 18-65, poi anche fino ai 70, dai 18 anni fino ai 65, poi è possibile a giudizio del medico insomma arrivare fino ai 70 anni, non ovunque ovviamente fino ai 70, poi dipende molto dalle condizioni, quindi tutti possono donare sangue, non ci sono problemi, salvo ovviamente particolari poi condizioni di salute, insomma la persona deve essere in salute, questo è pacifico, questo è un modo anche per essere controllati, perché poi dopo ogni donazione la persona è controllata, quindi l'appello ci sta sempre. L'invito insomma a tutti è quello ovviamente di continuare a donare, di tornare a donare se qualcuno magari non l'ha fatto in questi mesi o in questi periodi. Sì, questo lo diciamo sempre, insomma, fino a che non raggiungeremo ovviamente la garanzia, la sicurezza, occorre spingere sempre per andare ad avere più donatori, perché la frequenza donazionale è più bassa rispetto al passato e quindi per 1000 ragioni, no? Perché i giovani ovviamente hanno lavori più precari, insomma, perché si muovono di più, adesso poco, ma si muoveranno di più, speriamo a presto che possano tornare a fare la vita di sempre, e quindi la frequenza, cioè l'intervallo di donazione è molto più alto rispetto a ieri, mentre ieri ovviamente i donatori donavano 4 volte all'anno, caschi il mondo, si donava 4 volte all'anno, oggi non è più così, quindi bisogna aumentare il numero di donatori. Ecco, come fascia di età, Presidente, ci sono giovani, ci sono parecchi giovani o pochi giovani che decidono di donare? Ma noi abbiamo avuto in questo periodo, rispetto al periodo dell'anno scorso, un incremento importante, perché abbiamo visto che sono almeno un 15-20% in più i giovani che si sono recati a fare l'idoneità e questo credo sia un segnale positivo. Ecco, speriamo continui questa tendenza all'aumento. Questa pandemia, questa emergenza ha cambiato un po' forse la cultura? Ma noi ci auguriamo penso tutti noi, no? Ci auguriamo che questi momenti di crisi, di difficoltà portino anche dei segnali positivi e si possa far tesoro, ecco, del fabbisogno che c'è. Per questo dicevo prima, l'aver parlato di plasma, di sangue e in generale aver visto come la sanità dà una risposta puntuale. Ovviamente problemi ce ne sono sempre stati, ma ce ne saranno, però
ha saputo rispondere bene al fabbisogno di salute dei cittadini. Questo speriamo possa servire ad essere più vicini e quindi nel nostro caso ovviamente essere più disponibili a donare plasma e sangue. Io vedo che questi segnali sono sicuramente positivi, questo incremento dei giovani. Adesso speriamo che continui. Grazie davvero Presidente. Sì, speriamo infatti, perché lo ricordiamo, insomma, la donazione è importantissima, è importante davvero, e quindi insomma l'invito è di continuare, di continuare a donare, e soprattutto, come diceva il Presidente, insomma, per evitare poi che in estate ci possa essere quell'emergenza che c'è sempre stata. Sì, bene, grazie per la possibilità di fare nuovamente un appello a tutti e buona serata. Grazie, buona serata, grazie Presidente. Abbiamo parlato insomma durante questa edizione non solo ovviamente delle donazioni, abbiamo parlato del turismo, però vedo che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo un attimo, dopo sentiamo cosa pensano un po' i commercianti a Bassano proprio sul turismo straniero, quindi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Dunque rieccoci nuovamente in studio, edizione straordinaria, sono le 18:56, abbiamo parlato prima, insomma dal 15 di giugno sono state riaperte le frontiere e siamo andati a vedere come è stato il fine settimana a Bassano con i turisti stranieri, vediamolo insieme. Da qualche giorno aperte le frontiere, bene, tedeschi e austriaci sono sempre stati amanti della città di Bassano del Grappa, quindi andiamo a vedere com'è l'afflusso a qualche giorno di distanza. Hanno sempre amato Bassano del Grappa, ma quest'anno devo ancora vederli. Ne avrò visti 12 penso da quando hanno riaperto. Ce n'erano tantissimi, non solo tedeschi, austriaci e anche italiani. Però il turismo è ancora povero. Turisti stranieri come siamo? Allora, turisti stranieri non ce ne sono ancora tanti. Rispetto all'anno scorso se ne vedono ancora pochi, troppo pochi. Troppo pochi italiani che provengono da altre regioni? E italiani un po' di più. Si vedono turisti stranieri? Ancora no, ancora è troppo presto, forse saranno pochi giorni che le hanno aperte, dobbiamo ancora vedere effettivamente il risultato. E turisti da altre regioni come sempre gli altri anni? No, siamo ancora molto in calo. Agli stranieri pochi purtroppo, ma hanno appena riaperto le frontiere, quindi speriamo in un maggiore afflusso a futuro. Pochissimi, solo qualche gruppo di rider in bicicletta, ma veramente pochi. Li stiamo aspettando a braccia aperte perché sono una parte molto importante della nostra economia. Ecco, se noi dovessimo fare un bilancio dallo scorso anno in questo periodo, 20 giugno a quest'anno. È cambiato il mondo, dunque è anche difficile fare una correlazione tra le due. Di sicuro adesso ci stiamo salvando con gli italiani che hanno riscoperto la nostra bellissima Italia. L'altro giorno è capitata una signora e ha detto complimenti, Bassano è bellissima, ha detto sì, ho detto ma scusi signora, ma lei da dove viene? Dice Gubbio, dico Gubbio. È una città stupenda. Sì, dice, però è morta. Qua invece c'è vita, ci sono i ragazzi fuori, è bello, è festa. Complimenti, è una città vivibile, bellissima. Dunque avete visto insomma le parole dei commercianti nella città di Bassano. Ed ora una notizia che arriva invece dal nazionale: aumento delle vittime ai minimi, 24 in un giorno e ben 16 regioni, mai così tante che non hanno comunicato nuovi decessi. I contagi nelle ultime 24 ore scendono a 224 a fronte dei 262 di sabato. Ci sono 7 regioni ad aumento zero. I dati incoraggianti della Protezione Civile scontano il numero basso di tamponi effettuati, 40.545 come d'abitudine nel fine settimana. La Lombardia fa ancora registrare una percentuale alta, ma in calo di nuovi infetti sul totale 128, quindi il 57%. Le regioni che contano oggi le vittime sono la Lombardia con 13, Piemonte 6, Emilia-Romagna 1 e Liguria 4. Con la pandemia in deflessione costante in Italia, l'attenzione si concentra ora sulle regioni come
attive oltre alla Lombardia che il Piemonte e alla Liguria, parzialmente il Lazio, e sulle situazioni a rischio come la Movida e le spiagge affollate. Dunque queste erano le notizie a livello nazionale, come avevamo detto più volte, insomma ovviamente bisogna prestare massima attenzione per quanto riguarda appunto le spiagge e gli affollamenti. Ed ora non so se possiamo spostarci e sentire invece quanto per quello che era accaduto, scusate, a Jesolo questa notte, sabato notte, con una maxi rissa in piazza Mazzini. Avevamo contattato il sindaco Valerio Giostra, che poi sentiremo anche nel corso della nostra edizione straordinaria questa sera, quindi sentiamo comunque le sue parole. Sindaco, dunque una maxi rissa che ha coinvolto diversi giovani un po' provenienti da tutto il Veneto. Sono stati già identificati gli autori della rissa? Ho parlato adesso col commissariato, un'oretta fa. Stanno esaminando i video, quindi sicuramente qualcuno sarà identificato e punito e anche punito. Diciamo purtroppo il mio invito che ho fatto alcuni giorni fa sui giornali, sui media, anche in qualche TV, di invitare le persone, aspetta che uso il termine giusto, cretine, per dire una cosa abbastanza simpatica, di non venire a Jesolo se non per divertirsi, per socializzare. Se continuano ad arrivare alcuni gruppi di ragazzi che vengono qua solo per ubriacarsi, per disturbare gli altri, e purtroppo tra migliaia di persone, queste tante persone ci sono. Ho già concordato con il questore una riunione urgente per quanto sarà fatto martedì pomeriggio in questura, qua in commissariato qua a Jesolo, con le altre forze dell'ordine, per organizzarsi per i prossimi weekend, perché non è possibile assistere a certi atti che vanno a rovinare magari le serate o anche le vacanze di persone che si comportano normalmente. Quindi comportamenti ingiustificabili. Ecco, Sindaco, sì. Da parte dell'amministrazione, una volta identificati questi soggetti? Sicuramente chiederemo i danni, perché hanno rotto anche qualche bidone di immondizie, panchine eccetera, e dopo saranno perseguiti in base alla legge per quelli che sono i reati di disturbo alla quiete pubblica, lesioni, perché c'è qualche ragazzo purtroppo che non sono gravi perché è andato a pronto soccorso, e quindi saranno sicuramente identificati, perché ci sono le immagini in cui si vedono bene le facce, e quindi adesso vado a trovarli, ma ha detto il commissariato che li troverà sicuramente qualcuno. Lei firmerà quindi un'ordinanza domani? Farò un'ordinanza che a una certa ora, adesso devo vedere l'anno scorso da che ora era, per vedere se è il caso anche di anticipare, in cui non si può più consumare alcol, soprattutto nelle zone dove c'è la movida, e non utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro se non all'interno dei locali, almeno ci sono i controlli. Tra l'altro ieri sera sono stato in piazza fino a tardi anch'io, fino a quasi l'una, ho visto che i locali in generale si sono comportati molto bene, perché si rispettavano le distanze, c'erano tutti i buttafuori, la gente all'ingresso che verificavano chi entrava, chi usciva, stavano in coda quelli che dovevano aspettare il proprio turno rispettando le distanze, quindi c'era un bel clima, e dopo purtroppo succede questi gruppi di ragazzi che vengono qua solo per disturbare. Ecco, questo rovina anche l'immagine. Rovinare tutto. Oltre il clima anche l'immagine della... Certo, l'immagine, veramente stiamo facendo di tutto per vedere un'immagine della città che per fortuna è pronta, siamo in spiaggia, ma anche adesso con questi plateati, tutti i locali che stanno sistemando, stanno rendendo bella, dopo arriva sta gente che ti rovina la struttura. Sono immagini che certo non vorremmo vedere, soprattutto nelle zone balneari, non solo, non vorremmo proprio vederle in nessuna città, ragazzi che probabilmente a causa dell'alcol e proprio nel centro della movida hanno provocato questa maxi rissa con anche delle persone, dei ragazzi feriti, ed una situazione che ci diceva il sindaco ovviamente insostenibile. Martedì questo vertice, questo incontro importante
chiamate in questura per fare un po' il punto della situazione e ovviamente trovare delle soluzioni, perché diceva il sindaco queste cose non possono assolutamente accadere in un momento oltretutto così difficile come il post lockdown, quando si riapre tutto, i turisti tornano, insomma certe scene, certe immagini certo non le vorremmo vedere. Ed ora dal mare però ci spostiamo in montagna con il sindaco di Auronzo, la vedo già sul nostro schermo. Buongiorno sindaco. Buongiorno e buon solstizio d'estate a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Dunque sindaco, abbiamo parlato tanto di turismo, abbiamo parlato insomma di questo un po' di nuovi arrivi, anche insomma di stranieri che cominciano insomma a far capolino anche nella nostra regione. E com'è la situazione lì da voi? Allora, la situazione questo weekend diciamo che è molto positiva, perché ieri mi sono recata personalmente alle Tre Cime di Lavaredo, quindi ho potuto vedere proprio di persona l'arrivo di numerosi turisti provenienti da varie nazionalità, Austria, Germania, Olanda, Svizzera, anche qualche cecoslovacco, e sono arrivati anche i primi orientali. E ieri è arrivato anche il primo pullman, quindi di turisti, e c'è stato un afflusso notevole anche da parte naturalmente di italiani, di veneti, e lo stesso oggi, quindi direi che le prospettive sono buone per la montagna, soprattutto bellunese, cadorina, e per Auronzo di Cadore, che ricordo ha nel suo territorio sia la perla delle Dolomiti Misurina con il suo lago, ma anche appunto le Tre Cime di Lavaredo, che sono simbolo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO. Ecco, abbiamo parlato un po' con tutti anche delle strutture ricettive, insomma, mi pareva di capire che lì da voi insomma fosse abbastanza aperto tutto. Sì, le strutture ricettive allora con oggi hanno aperto tutti i rifugi di montagna che erano chiusi, normalmente aprono sempre verso la metà di giugno, stanno riaprendo gli alberghi e contrariamente a quello che sembrava all'inizio riapriranno tutti, quindi siamo molto soddisfatti, e c'è una grandissima richiesta per quanto riguarda gli appartamenti. Infatti la maggior parte delle richieste che arrivano al consorzio turistico, all'ufficio IAT, è per l'affitto di appartamenti, e si va non più da una settimana o 2 settimane, ma addirittura richieste di 1 o 2 mesi, e ci sono anche nuove richieste per acquistare proprio un appartamento in montagna, quindi persone che dalla città si vogliono trasferire in montagna in seguito all'emergenza Covid-19. Quindi c'è una rivalutazione, credo, della montagna. È cambiato un po' tutto quindi dopo questa pandemia? È cambiato tutto, e secondo me anche il fatto di avere appunto degli spazi molto ampi. Ricordo che Auronzo da solo ha un territorio di 220 km², quindi è il terzo comune della regione Veneto come ampiezza di territori. Il fatto di avere una popolazione molto ridotta, e questo molte volte viene visto anche come uno svantaggio, soprattutto per i giovani, la tranquillità, l'aria pulita, sono stati rivalutati, e credo che la montagna sia stata vista da molti, soprattutto da chi si trovava a vivere appunto il lockdown in città, come il luogo ideale in cui vivere, anche perché il distanziamento è molto più facile. Ricordo Auronzo ha una popolazione di 3.300 abitanti, purtroppo c'è un grande calo demografico soprattutto negli ultimi anni, però d'estate la popolazione aumenta a 30.000 abitanti con l'arrivo appunto dei turisti, dei proprietari delle seconde case, e abbiamo ben 3.000 seconde case, che sono il doppio delle case dei residenti, quindi credo che ci sarà proprio un paese che si ripopolerà sicuramente durante la stagione estiva, però io spero e auspico che questo sia anche un buon auspicio per tutto l'anno. Ne abbiamo bisogno. Certo, sindaco, lei ci diceva prima una maggiore prenotazione degli appartamenti rispetto agli alberghi. Questo perché dice, secondo lei si sentono un po' più sicuri? Sì, sicuramente negli appartamenti si sentono più sicuri, perché insomma possono vivere all'interno di un appartamento col proprio nucleo familiare, quindi come essere a casa propria, anche se ricordo la maggior parte degli alberghi che abbiamo ad Auronzo hanno tutti insomma degli ampi giardini, quindi ci sono delle zone comuni all'esterno che possono essere utilizzate facilmente, e tutte naturalmente le norme di sicurezza, i protocolli di sicurezza sono stati attuati, quindi devo dire anche ringraziare i miei cittadini che si sono comportati davvero in modo esemplare durante tutta questa emergenza, e anche adesso insomma stanno
rispettando tutte le norme, e l'amministrazione comunale ha cercato soprattutto di avvantaggiare i bar e i ristoranti, permettendo l'installazione di plate attici anche dove c'erano dei parcheggi, insomma a scapito dei parcheggi. Quindi. Ecco, la cosa che volevo chiedere appunto, come ristoranti e come alberghi, insomma, e come bar, sono stati quelli più penalizzati perché hanno dovuto riaprire ovviamente non solo con delle linee guida ma anche più tardi. C'è insomma la speranza che questa stagione vada avanti oltre insomma l'agosto o il settembre a cui siamo abituati? Sì, solitamente la stagione estiva finisce con metà settembre, noi stiamo cercando di prolungarla anche cercando di organizzare proprio degli eventi che erano già previsti a giugno, quindi li abbiamo tutti posticipati a settembre. Tra questi c'è una gara internazionale di canoa che porterà oltre 500 partecipanti, si terrà proprio nel weekend del 26-27 settembre, organizzata da Venice Canoe. C'è un festival che è interamente dedicato alle donne, alla montagna, Dolomitiche, che partirà dall'ultimo weekend di agosto e si protrarrà per 4 weekend con eventi sportivi o culturali, ma anche di solidarietà dedicati al mondo femminile. E poi siamo in attesa del ritiro estivo della squadra della Lazio, che non è ancora stato confermato ma che si potrebbe svolgere nell'ultima settimana di agosto, solitamente si teneva a metà luglio, quindi davvero auspichiamo che si possa prolungare la stagione, quindi lei ha pensato... modificare un po' il modo di fare anche le vacanze. Certo. Lei ci diceva insomma che ovviamente ripartono varie iniziative che erano state posticipate e quindi sospese nel momento ovviamente del lockdown. Avete pensato anche come riorganizzare insomma questi eventi per evitare ovviamente gli assembramenti? Sì, stiamo pensando anche a questo. Vorrei ricordare che il Comune di Auronzo ogni anno investe circa sugli 800.000 milioni di euro solamente per gli eventi sportivi e culturali, quindi una cifra davvero cospicua. Abbiamo dovuto riprogrammare tutto. Ci siamo incontrati, abbiamo degli incontri la prossima settimana col Consorzio Turistico, con l'Ufficio Yacht, ci sono anche dei festival culturali di musica come il Folkest, che è un festival friulano che però dall'anno scorso si tiene anche ad Auronzo di Cadore, il festival Auronzo Aperta che prevedono degli eventi all'aperto nel teatro, quindi l'ufficio tecnico sta lavorando naturalmente per mettere in sicurezza questi eventi che si svolgeranno. Abbiamo deciso di svolgerli ugualmente anche per vivacizzare insomma l'estate non solo per i residenti ma soprattutto per i turisti che verranno da Auronzo, e cercheremo naturalmente di mantenere le distanze di sicurezza. Le sale non saranno capienti come lo sono abitualmente, ma sono anche eventi pensati per centinaia o 200 persone, insomma, quindi sono l'ideale. Gli altri eventi invece sportivi si svolgono sul lago di Santa Caterina, oppure c'è un evento di orienteering che si svolgerà ad agosto a Misurina, quindi sono all'aperto e non credo ci siano problemi di questo tipo. E una domanda che volevo farle, l'abbiamo fatta anche ad altri sindaci di zone turistiche, ci dicono insomma che c'è stato un grosso calo ovviamente dei lavoratori stagionali perché insomma le strutture ricettive ovviamente sono in difficoltà, non sapendo poi come si può evolvere la situazione, tendenzialmente insomma cerca magari di prendere meno lavoratori stagionali. Lì da voi è lo stesso? Qui da noi c'è un'eccezione che è quella dell'ente cooperativo di Auronzo, che è un ente che è formato da 800 famiglie e ha creato un'azienda agricola che gestisce 2 malghe, la Malga Maraia e la Malga Popena, che sono state inaugurate negli ultimi 2 anni con l'obiettivo di creare posti di lavoro per i giovani locali in modo che non debbano emigrare in cerca di lavoro ma che possano vivere in loco. L'anno scorso aveva 27 dipendenti e quest'anno sono stati bravissimi perché hanno confermato i 27 posti di lavoro, quindi questo è molto importante. Poi ci sono strutture più piccole che hanno rinunciato ai lavoratori stagionali, però non mi sembra una situazione così preoccupante per la nostra zona al momento. Invece un'altra domanda che volevo farle era sul fatto che, come ha sentito, insomma, sugli stati generali si stanno concludendo questi incontri e abbiamo chiesto già un po' a tutti i sindaci che cosa si aspettano adesso da questi stati generali.
Quello che mi aspetto io è soprattutto venire incontro alle esigenze dei comuni che in questo momento sono tutti in difficoltà sicuramente economica per quanto riguarda i comuni turistici, ma anche in difficoltà sul settore sociale. Se pensiamo agli anziani e ai bambini, c'è una difficoltà innanzitutto per istituire i centri estivi. Noi ci siamo riusciti, il centro estivo verrà aperto ai primi di luglio con un intervento economico del comune che garantisca le stesse tariffe dello scorso anno, ma c'è anche una grande difficoltà per quanto riguarda gli anziani. Noi abbiamo una casa di riposo che fortunatamente non è stata intaccata dal Covid e per questo ringrazio il direttore e tutti gli operatori sanitari, che però è in grave difficoltà economica perché ci sono dei lavori strutturali che devono essere appunto eseguiti proprio per in caso l'emergenza Covid ritorni in autunno, quindi ci sono dei costi molto insomma da sostenere, quindi io spero che ai comuni arrivino degli aiuti in questo senso e che ci sia anche una semplificazione per quanto riguarda gli affidamenti, gli appalti e venire incontro insomma anche alle mancate entrate dei comuni turistici. Ecco, oltre alla casa di riposo, quali sarebbero gli interventi più importanti in questo momento che attende il suo territorio? Il territorio, ricordo, è un territorio che è stato colpito anche dall'emergenza Vaia di un anno e mezzo fa, quindi abbiamo moltissimi interventi che devono essere realizzati tra la fine di quest'anno e il prossimo anno. Sono circa 9 milioni di euro di interventi finanziati dalla Regione Veneto. Vorrei ringraziare l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, che in prima persona proprio ha curato i sopralluoghi per la messa in sicurezza dei fiumi, quindi messa in sicurezza soprattutto idrogeologica e poi delle frane. Sono interventi sia sulla viabilità da parte di Veneto Strade e poi proprio sul gretto del fiume Ansiei, sul nostro lago di Santa Caterina. Quindi questi sono interventi già finanziati. Poi credo che sia necessario un aiuto economico alle attività produttive per dargli una mano appunto per rimanere aperte. Questo lo faremo come comune mettendo a disposizione i fondi dei comuni di confine. Ogni anno abbiamo una tranche da 500.000 euro che solitamente veniva utilizzata per le opere pubbliche. Negli ultimi anni abbiamo finanziato il rifacimento di 2 piazze e la giunta comunale ha deciso quest'anno di mettere a disposizione invece per i bandi, per fare dei bandi ad hoc per aiutare appunto le attività produttive ma anche le famiglie e fare un progetto anche ad hoc per la promozione e il marketing della nostra zona, quindi un rilancio turistico di Auronzo e delle Tre Cime di Lavaredo. Ecco, alcune zone montane ci dicevano insomma che ovviamente cercheranno di rimanere aperti, lei appunto lo diceva anche lei, insomma ovviamente molto più che settembre per fare quasi un po' un tutt'uno con la stagione poi invernale, per cercare di riprendere tutto ciò che è possibile a livello proprio turistico e non solo, insomma, perché altrimenti dicono la stagione, insomma, è una stagione abbastanza compromessa per alcuni. Sì, per Auronzo fortunatamente il periodo che va da metà marzo in poi è un periodo di bassa stagione, quindi abbiamo avuto una stagione invernale molto positiva. Io ricordo il weekend del 7-8 marzo, insomma prima del lockdown, quando Misurina era davvero, e anche le piste di Auronzo piena di turisti quasi come a Natale, quindi il danno secondo me non è stato, per quanto riguarda gli alberghi, un danno eccessivo, perché solitamente poi gli alberghi vengono chiusi per mesi di aprile e maggio e poi riaprono per l'estate. Adesso l'importante è che questa stagione estiva appunto parta bene e magari si prolunghi anche fino ad ottobre. Noi abbiamo il turismo dei rifugi, dei sentieri, quindi gli escursionisti, e solitamente la strada delle Tre Cime di Lavaredo rimane aperta fino a fine ottobre, quindi potrebbe prolungarsi appunto oltre e poi ripartire a dicembre con la stagione invernale, quindi le piste da sci. Però ricordo che per Auronzo la parte da Leone la fa davvero l'estate, perché abbiamo 3 laghi e abbiamo tantissimi appunto sentieri, passeggiate, abbiamo il fan bob più lungo d'Europa, 3 km di fan bob su Colla Gudo, Parco Avventura, quindi è il luogo ideale per soprattutto le famiglie per trascorrere delle vacanze all'aria aperta. Ecco, un'ultima domanda. Prima lei diceva che oltre al fatto della prenotazione negli appartamenti, diceva c'è anche una richiesta insomma di venire magari anche a vivere lì o di prendere una casa proprio, non solo a livello proprio stagionale. Sì, io mi sono confrontata con alcune agenzie immobiliari che mi dicono appunto che c'è questa richiesta anche da persone che vivono in città come Milano, che chiedono proprio di acquistare una casa, un appartamento qui e per trasferirsi definitivamente in montagna.
e questo fa davvero piacere, perché ricordo che insomma lo spopolamento è uno dei fenomeni peggiori che stiamo vivendo in questi anni. Ricordo che Auronzo dal 2000, che aveva 2.700 abitanti, ora è 3.700 abitanti, è passato a 3.300 abitanti, e i giovani vanno in città per studiare e poi difficilmente ritornano a lavorare in montagna, quindi è un problema di tutta la provincia di Belluno, e sicuramente potrebbe in parte magari essere risolto con queste persone che decideranno magari di venire a vivere in montagna. E naturalmente però per poter vivere in montagna dobbiamo mantenere i servizi, quindi i trasporti, le scuole, la sanità, ma anche sarebbe importante sviluppare la fibra, e quindi le connessioni all'internet deve essere facilitata, invece in molti luoghi non lo è. Appunto, lei diceva insomma che prima ovviamente era diminuita la popolazione, la pandemia ha fatto l'effetto contrario per la montagna. Sembra di sì, poi lo vedremo nei prossimi mesi, però insomma sembra che la montagna sia il luogo prediletto non solo per le vacanze, ma forse anche per viverci, forse per la qualità della vita, per la tranquillità, e sicuramente anche per i rapporti umani, che sono molto più forse diretti, e c'è più tempo anche di parlarsi, di guardarsi rispetto alla città dove i ritmi sono più frenetici. Ecco, ormai si spera anche nel tempo, visto che nelle ultime settimane non è stato proprio un ottimo tempo, almeno qui nelle città. Si spera che insomma quest'estate sia un buon tempo anche per dare veramente fiato a tutte le strutture ricettive e ai turisti, perché insomma siano invogliati a venire. Cosa si aspetta per il futuro? Sì, anche qui in montagna questo weekend non è stato dei migliori. Devo dire che durante il lockdown il tempo era molto più bello, c'era cielo azzurro e sole quasi praticamente tutti i giorni, e le persone non potevano appunto muoversi da casa, quindi auspichiamo che per l'estate scoppi davvero il caldo e ci sia bel tempo, in modo che le persone possano anche appunto muoversi, camminare in montagna, uscire soprattutto penso alle famiglie con bambini che sono state magari per mesi chiuse all'interno delle proprie case, senza la possibilità poi di far appunto andare i bambini a scuola, all'asilo, quindi un grande problema. Ecco, le faccio l'ultima domanda: che cosa resta secondo lei di questa pandemia, di questa emergenza sanitaria, che cosa rimane? Io credo che resti innanzitutto una maggiore consapevolezza di quanto la vita umana sia fragile, di come davvero sia legata a un filo, una maggiore anche consapevolezza di come siano importanti i rapporti umani, le relazioni umane con i propri familiari, ma anche conoscenti, amici, e anche una rivalutazione dell'ambiente che ci circonda, perché dopo questa pandemia, dove siamo stati privati della nostra libertà per alcuni mesi, solamente uscire per una passeggiata e guardare il cielo, gli alberi, ascoltare gli animali, appunto gli uccellini, ci sembra qualcosa che viene davvero apprezzato molto di più. Quindi io credo che ci sia una nuova consapevolezza anche dal punto di vista ambientale, oltre che dal punto di vista umano. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato l'invito, e speriamo davvero che insomma da adesso in poi la situazione possa tornare alla normalità e si possa insomma tornare a rivivere queste vacanze come siamo sempre stati abituati a viverle. Grazie Sindaco. Grazie a voi, buona estate, arrivederci. Grazie. Noi siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria. Vi ricordo che fra qualche minuto ci sarà il telegiornale di Treviso, quindi a me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento all'edizione straordinaria di questa sera alle 20 circa. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.